sei risentita, vero? Io lo saccio, la timidezza, la solitudine fanno male, io lo so. Ora ci chiamiamo a Lori che sei di conferenza e vedremo se vi posso come. Mi da lì quando parlo, ma italiana è mia! Oh! Però se io faccio un spozzo che la chiamo, tu con te semente, Sahid chiama a Lori, tu con te semente fai un spozzo, mi capisci quando. Italiana, non so come regolare con te. Zerisciti, capito? China, tu chino, avanti. Lori, come va? Buonasera, tutto a posto? Allora io ho chiamato perché siccome volessi sapere lei, per dire come è combinata, se ancora è uno stato di single. Gli uomini di una volta non esistono più. Chi è una macchinetta che Che poi in realtà è la vita che avevamo una volta che non esiste più. Guardi, veramente ce lo dico, se io sapevo andando mi teneva a mio marito, almeno mi guariava la notte. Ma perché era per dire il conduttore di calore? Certe volte era il calore del suo corpo che mi scaldava, certe volte invece erano Che cosa, per cortesia? Un'altra cosa che mi scaldava, e quando era quell'altra cosa che mi scaldava e che succedeva sotto le lenzuola, l'inferno di Dante Alighieri, ci potevo scrivere nella porta: lasciate ogni speranza, voi gli entrate. Ma lei è ancora viva però a quando pare, no? Sì. E niente, ho provato a conoscere altri uomini, a frequentare, mi sono rivolta pure a un'amica mia. Gliel'ho detto a questa amica mia che ha una palestra, lei. Ha una bella palestra. Io gli ho detto: scusa, tu che hai una palestra e conosci un sacco di persone, ma presentami un congiunto. Scusi, te l'avevo detto, scrivi dalla palestra, consunto, te l'avevo detto. Lo sai che cosa mi ha risposto? No. Dice: se li conoscerei, te li presenterei. Questo è buono, Chissà non solo non mi trovo un congiunto, chi sapesse magari un congiunto io lascia perdere. E come finito, signora? Niente, poi non ci dico più niente a questa mia amica. Comunque l'altro giorno, ci devo raccontare questa, me ne sono andata a fare il tampone per la seconda volta. Ah? Il tampone, quello per vedere se ero positiva o negativa. E come finito? E finito che mi sono messa in fila e davanti a me che cosa c'era? Un uomo. Ma che era bello, un paio di occhi grandi così azzurri, lui mi guardava, io ho capito che voleva attaccare bottone e mi fa: è la prima volta che faccio il tampone, che fa male? E allora io parti tutta sex: no, non fa niente, io l'ho già fatto, l'altra volta me l'hanno infilato fino a qua sopra, non ho sentito niente. E muta lì a tipo che ci stava facendo una radiografia. A chiedo, no? Allora ci siamo fatti il tampone, abbiamo aspettato un quarto d'ora e finalmente ci hanno dato il risultato. Com'era? Negativo lui e negativa io. A posto, positivo, lui mi guarda e mi fa: dice, ti va di venire a bere qualcosa a casa mia? Dire come si fa? A coppo, subito, partì. Siamo arrivati a casa sua, lui ha messo un po' di musica, ha stappato una bottiglia, gli scalava la mascherina. Signori miei, che aveva? così, tutto avanti. L'hai presente un cassetturo comodino quando tu scordi a petto? Sì. Così, preciso. Un casciolo comodino. Per non parlare di quando mi ha sorriso, pareva un piccirino di 6 mesi, aveva un dente davanti e una parata sotto, così. Allora questa specie di comodino con gli occhi si è avvicinato verso di me, mi ha preso, mi ha abbracciato stretta, mi fa: sono caldo, sono tutto un calore, ti va di venire di là con me? Se sei tutto caldo, tutto un calore, bene che sicuramente sarà freddi, hai bisogno del tampone. Io tutto secco si ricordava, perché mi fa: sì, ma tanto non fa male, se no, ma io un tampone tu faccio, poi ci trollo, io non ti faccio va bene, basta signora, e basta, me ne sono andata. Ha fatto che poi lei ha questa presenza che mi inibisce, un coppo ci volesse detto, un coppo ci rugno lei, perché proprio lei è pro. Arrivederci. Ci volesse arrivederci. Poi comincia a parare sta Lore, tipo macchinetta, no? Tu non la puoi filmare, tu non mi aiuti che si inserisci. Facciamo una cosa, Chino, visto che Ida è. Andiamo a fare un tampone? Ma perché cazzo male? Ma cazzo, monci praia, sì, ma che cazzo praia bonita, Bob, praia, dove c'è scritto praia? Ora ci stai telefonando al supermercato, aspetta un attimo, come si chiama sul supermercato? Arrangiati tu che la spesa la faccio io. Al supermercato arrangiati tu che la spesa la faccio io. Che nome, che tu del supermercato che giri tu? Signorina scusi, buongiorno, la signora Peppinella sono, sì. Sì, che deve andare a Sicilia, sì. Allora signora mi fa un favore,
se mi può mandare a casa 50 omogeneizzate, aspettate, Peppino, come nascono le omogeneizzate? Di canne, omogeneizzate di canne. Che c'è canna sostuta, cretino? No, canna sostuta di canne, come? Che tipo che canne vuoi? Che canne c'è a dire? Sasizza, che ci sono omogeneizzate di omogeneizzate di sasizza, mi fa fare queste gran male fuori. Sì, di tacchino, no, sasorio è tacchina. Sì, 50 omogeneizzate di pollo e di tacchino, benissimo. E poi di frutta, che frutta ci faccio mettere? Mulone. Oh, mulone! Tutte sono omogeneizzate di mulone, signorina. Signorina è sposata, non si sposasse. Che poi se trova un pezzo di milioni di chi sto vicino. Omogenea frutta, chissà, ci facesse mettere banana, citrullo non è frutta. No, allora ci facesse mettere mela, pera, sì. Allora 50 omogeneizzate di carne, 50 omogeneizzate di frutta. Poi biscotta, ci stai facendo mettere, zittete. Quelli che si sponsano in italiano, voce del verbo sponsare, e che si squagliano subito. Di chi se me ne mandassi 14 pacche? Pacche, signorina, più peggio del mio marito è. Come? Omogeneizzate, Se vediamo tutte queste cose perché aspettiamo un bambino? Che aspettiamo un piccerino, signorina? Signorina, voglio tutte le omogeneizzate e biscotta perché non aspettavo un piccerino. Aspettava la rendera di mio marito. E se faccio male, se emozionati. Siamo gli zombie e siamo qui per protestare per i nostri diritti. Siamo stanchi di essere schiacciati dal sistema. Siamo stanchi di essere schiacciati dalla società. Siamo scapazzati. Non si può fare questa vita. Chi è? Nescino caffè! Se vuoi! Senza zucchero! Tu che ci eviti! Tu che ci disprezzi! Tu che hai, so vecchi mia! Che voglio giocare a pallacanestro! Ma mi sa pigliano poco! C'è i muori! No, un po' più mole! Ma già sei muori! E non sapeva niente! Molto! Noi scappate, noi siamo come vogliamo stare in mezzo a voi! A me manca pigliare un caffè o battere, a me manca! E a me mi è mancato suoro! Tu razzo un mozzacore! Io ci ho lasciato suoro! Spardozza e tu! Ma chi te dire che mi mancano i bracci non mi posso attaccare i capelli? Bella chiccia, batti 5, coppa! Oh, ma mi sta pigliando poco! Che corazzo un tompone! Abbiamo bisogno di mangiare, ora andiamo allo stadio e ci mangiamo i giocatori del Palermo! No, non è possibile! E perché? Perché gli altri sono più continuati! Allora picchiamo a due pezzettore, ora io mi mangio il palmo, io mi mangio il palmo! Io mi mangio la melza! E io mi mangio il stecchiuola! Io non mi mangio niente! Perché sogno a dieta, talè! Sogno fatta a metà! Noi ce ne andremo ma torneremo perché se no noi non protestiamo! Quale sarà il futuro degli zombie? Zombie no! Carmela, amore, trottolino amoroso da.
Ho voglia di scopare. Sì, e te, sciamonito, a cominciare la cucina. Lucianeddu, Rome Cori, cu gamba e cu mori mori. Io dai a maritare, se no più davvero, ma vivo a mare. Ma non ti sopporto più, non ti sopporto più, non ti sopporto più, non ti sopporto più. Basta, finiscila. Basta, finiscela, io stanotte non ho potuto rompere. Ti sentiste male? No. Ti sentiste No, male? no. Sicura? Te Sì. giuro. Vedremo. Ah, no, buona perché sogno, collera. sono malotto. Non ha potuto rompere perché hai pensato, quando tutti i mariti, l'abito bianco covello, te la mettere tu o se la mettere l'altro? Che facciamo la conta, che ci viene prima? Che c'entra? E ci metteremo un diet. E ne andiamo allattare? Ma no, all'altare no, all'altare della chiesa, perché la chiesa ancora non l'accetta. Troveremo una location e ti va a spiaggia. Ah, spiaggia come a Beautiful, mi piace. Brava. Poi devo dire un'altra cosa, mamma. Ti porto io allattare, ti porto io, ti marito E io. qui c'è, come a portare? E allora mi faccio un bello cappello bellissimo. Invitati, mi raccomando, hanno chiesto a 6-1, c'hanno solito pacci, perché avevi un figlio che ha chiesto di porta a Scalogna. Non ti piare mai un buchetto. E poi un'altra cosa, mamma. Le fotografie te la farà da cittezza, Ah, bene. da lippate sopra il tronco, scoglio, un nemificio tomati e topazzi, va bene? Tomate che saresti tu, no? Io, Saresti sogno io. tu. E un'altra cosa, mamma. Un'altra cosa, mamma. Sì, mia mamma. Mi fai ridere. Mi fai ridere. Tutte cose pronte, per il matrimonio c'è tutte cose Brava, pronte. brava. Ah, finiste? Sì, sì. Ah. E poi un'altra cosa, io non ho voluto rompere un'altra E quando volta. mai tu? Quando mai? Tu invece di rompere, pensa a tutte queste minchiate. Non hai potuto rompere perché penso e tuo giorno, Ricky Martin, gli hanno i figli. Tiziano Ferro, come mai non navi? A nuote non ci funzionano le ovaie. Ma sei pazza! Ma è pazza! Chissà, ma è pazza! Ma meno male che non ne sente nudo! Ma che c'entra? Ma che cosa c'entra? Quello ha preso le ovaie in affitto! Come in affitto? I va una tanto amici, ancora plurale a voglia. Che cambiali, Paolo? Che c'entra? Magari l'adozione! E cucirona. Sì, cucirona! Senta, tagliala, finiscila! Tu non ti stai pensando alla vita! Stai diventando troppo moderna per me, gusti! Stai diventando troppo moderna! Ora ti sbuttano io! No, Ora ma- ti sbuttano io! ma mi Ti ricordi chi è pugnali? sta cosa? Ti ricordi chi Chi è è sta sta cosa? cosa? Ah, non ti ricordi, ti faccio ricordare io! La lettera anonima che ti arrivava alla casa! Inghuna ancora in casciolo, E certo, tu non hai tasso, te la salvi sto trionfo. Caro, se pigliavano che i fogli regionali scrivevano le lettere anonime e li mandavano nelle case. Cara signora Mariuzza, per il bene che le voglio, le volevo dire che suo figlio è fatto, finocchio, e sta a fare con la voce puppi a Piazza Roma, che linguaggio squallido. Anonima. Anonima, perché non me ne vuole sta anonima, che sto se vuole parole a me. Mio figlio è gay e io sono orgogliosa. Vive gay. Vive gay. Spondano, Idda, a Piazza Roma Spondano, Idda. Suo marito, un frate di suo marito, suo soro, suo cognato, tutta la settima generazione che scopre ligno e a cominciare a dare coppa a mia e alla UCG. Ripigliamo coppa che stessimo per mese e mezza a casa e ora fa a moderna. Che buona madre, erano gli altri tempi, c'era l'ignoranza, erano raccuzzi, non ci pensare più. Piuttosto, da fare conoscere in banettere e in bambolotto, chi studia una cinquantina e sarà magari tetto. Vunna e spunna filunica sono una meraviglia. Ah mamma, visto che ha chiesto un basta, può essere che ci fa la basta. Ah, Lady, a un beta, noi un uomo. Mi sbagliavo. Ti do un indizio. Melodia. Ecco, bolle di sapone. Togli le bolle, cosa resta? Oh, Roberto Bolle. Esatto, sono io. L'etuale più famoso. Io la adoro. L'etuale del canalicchio sono io, mia cara. Roberto Bolle, ora però tu. Levi a Roberto che bolle, perché io sei un ghenno. Volevo fare un basta due, un tetto a tetto, in qualche cosa. Iuzzo! Lo sapevo che tu hai rotto la magia, Iuzzo. Che non Forse non tu ancora bevi. non l'hai capito. Puoi fare il ballerino della scala, scala antincendio, scala 40 con chiusura a mano, 2 gialli. Non ti voglio, Iuzzo. Non ti voglio. Non ti voglio. Non ti voglio. Ma come? Mi vestite il ballerino, ma che te che c'è? Che fare un baile? Ma che te il po'?
bolle e mi indosso da scala, andò sotto scala, andò detto, andò sotto tetto, non mi vuoi, ma che cosa devo fare con questa senti diventando pazzo? Ma come è vero la prossima volta? Iuzzo! Arrivo capo! Quando è troppo?